Prima ha travolto il ciclista con l'auto, schiacciandolo letteralmente contro la vetrina di questo negozio Lady Nails, mandata in frantumi. Poi lo ha rincorso brandendo una mannaia da macellaio nascosta nel bagagliaio, con il ciclista che, sebbene sanguinante, ferito, sotto shock ma lucido, è riuscito a fuggire per un soffio e a chiedere aiuto, chiamando il 112. Il tentato omicidio all'una nella notte tra giovedì e venerdì scorso a Sandona di Piave, lungo la centralissima via Ancillotto, a 2 passi dal Duomo. Qui, grazie alle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno fermato subito dopo l'episodio di inaudita feroce violenza l'aggressore, un cinquantenne tunisino. Aveva nascosto in alcuni siepi l'arma con 2 coltelli e un cacciavite, tutti sequestrati. Il cinquantenne ora in carcere dopo l'udienza di convalida. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri che è presente, assidua, presidia il territorio, la nostra polizia locale. La scena da arancia meccanica per vecchie beghe personali, soldi non restituiti e la gelosia per una donna, è consumatasi nella stessa via dove il 14 giugno scorso un 17enne aveva dato fuoco ad un'attività di distributori automatici, distruggendola alle 4 del mattino con una bomba Molotov. 2 fatti abbastanza gravi che non sottovalutiamo, ma 2 episodi isolati, tutti brillantemente risolti nell'arco di pochi giorni dalle forze dell'ordine. Vecchie ferite personali dunque che covavano dentro l'animo del tunisino cinquantenne da tempo e che sono esplose nel modo più violento. L'appello del sindaco affinché la comunità torni a riappropriarsi dei propri spazi pubblici, anche andando alla sera a teatro, al cinema, presidiando così le strade con la cultura e la socialità. È indispensabile che i cittadini abbiano la volontà e la voglia di uscire di sera e di non lasciare aree abbandonate a se stesse che diventano poi rifugio di malintenzionati e di persone poco raccomandabili.